Spazi verdi arricchiti da alberi che non solo vivacizzano l'ambiente, ma proteggono i cittadini dall'inquinamento, dal rumore, dal vento e dall'erosione del suolo. Con questo obiettivo l'amministrazione di Arzignano mette a dimora 200 alberi, oltre a 30 alberi già piantati la scorsa primavera, completando la messa a dimora dei 208 alberi relativi ai nati del 2022 e inizia così l'impianto degli alberi dei bambini nati nell'anno. Un albero per ogni bambino nato nel comune, dalle querce ai frassini agli olmi, aceri e sequoie, molte specie diverse non solo per motivi estetici ma anche per aumentare la resistenza ai parassiti e favorire la biodiversità. È bello condividere con i bambini delle scuole l'importanza di tutelare e salvaguardare il nostro ambiente e quindi anche di piantare nuovi alberi per i nostri polmoni verdi della città. Abbiamo sempre lavorato per il verde, per la tutela ambientale e per trasmettere appunto anche ai nostri figli l'importanza di tutelare il territorio in cui viviamo. Gli alberi nuovi sono piantati in via Tagliamento, al Parco dello Sport, al cimitero, in via del Lavoro, presso il ponte della zona industriale e nelle numerose aree verdi di tutte le frazioni. Ogni albero è censito, fotografato e identificato sulla mappa dei parchi e giardini comunali. Per l'acquisto e la messa a dimora degli alberi sono stati messi a bilancio 10.000 euro. Anche quest'anno, con orgoglio, Arzignano implementa il suo parco arboreo. Abbiamo tagliato negli anni circa 60 alberi malati e quest'anno ne mettiamo 200. Il mio impegno anche quest'anno è di piantumare più alberi di quelli abbattuti, quindi con orgoglio posso dire che piantumeremo oltre il doppio degli alberi abbattuti. Un orgoglio per Arzignano e per il nostro verde.